non è interessato tanto il premio quanto il fatto che la critica abbia giudicato il film, come è successo anche in Canada, a Montreal, un film per il suo valore artistico, e non essere stato visto da un punto di vista puramente politico, per me questa è stata già una grande vittoria. È una storia d'amore vissuta in un contesto storico realmente accaduto, e io non ho voluto fare la denuncia di quello che è accaduto. Il problema sta nel fatto quando le persone vogliono nascondere dai libri di storia, dalla conoscenza, quella che dovrebbe essere la conoscenza pubblica, ciò che non è stato raccontato in maniera molto chiara. La produzione all'inizio mi ha messo in ginocchio, mi sono rialzato, caparbiamente sono andato avanti con tutte le minacce, le forche caudine e il denaro perduto, però quando uno crede fortemente in qualcosa succede sempre qualcosa, non solo per la produzione ma anche per la distribuzione. È un film che andrà avanti, andrà all'estero, e un piccolo bagliore, una piccola scintilla può veramente far nascere un grande incendio, benevolo incendio, ma una luce che comunque andrà fuori. È assolutamente fondamentale far sì che molte pagine della nostra storia, che sono state in qualche maniera dimenticate se non addirittura nascoste, possano invece essere trasmesse, essere raccontate, essere analizzate con gli occhi di oggi, perché appunto non possiamo avere nell'armadio scheletri che vengono in qualche maniera appunto tenuti in formalina, proprio perché non siano visti, conosciuti, trasmessi alle nuove generazioni. Dopo il riconoscimento che ha ricevuto all'estero, mentre nella nostra regione, non solo nel nostro paese, ha avuto solo polemiche, credevamo che fosse giusto affermare nella sede del Consiglio regionale innanzitutto la libertà di espressione, di cultura, di approfondimento e il rispetto che questa deve avere, e magari aprire una riflessione anche su tanti fatti di casa nostra, avvenuti soprattutto come in questo caso alla fine della guerra, cosa che gli americani hanno saputo affrontare con serenità e onestà intellettuale, che noi invece facciamo ancora fatica a fare.